Corsa alla Regione Veneto, il dado è tratto, chiusa alle 12 la presentazione delle liste dei candidati alla presidenza del Veneto e delle liste collegate ai candidati. Scendono da 8 a 7 i candidati alla presidenza del Veneto e tra questi ce n'è uno a rischio. Si va dal governatore uscente Luca Zaia per la Lega Nord, alla concorrente diretta Alessandra Moretti del Partito Democratico, a Flavio Tosi che uscito dal carroccio ha scelto la strada della Regione. Il mondo indipendentista punta tutte le sue carte su Alessio Morosin, mentre Jacopo Berti è il candidato del Movimento 5 Stelle. La lista civica, ambientalista e solidale punta su Laura di Lucia Coletti. Esce dal conto delle candidature invece Gianluca Busatto di plebiscito.eu, che non ha raccolto un numero sufficiente di firme per la presentazione della sua candidatura. Giallo invece per Forza Nuova, candidato Sebastiano Sartori, alla cui lista sono state contestate centinaia di firme dal monte minimo stabilito di 1750. Lista e candidato che rimangono sospesi. Da parte di Forza Nuova si attendono le motivazioni per poi approntare un eventuale ricorso. Terminato il tempo disponibile per presentare le liste, ora i candidati hanno un mese, questo di maggio, per il rush finale. I veneti sono chiamati alle urne il 31 maggio. 20 complessivamente le liste presentate dai candidati, 5 le liste presentate per il governatore uscente Luca Zaia e tra i candidati ritroviamo il nome di Fabrizio Comencini tra i fondatori della Liga Veneta, 5 anche le liste presentate da Alessandra Moretti, di cui 3 civiche, tra i candidati volti noti dell'amministrazione pubblica, tra cui il sociologo Gianfranco Bettin, ma anche Sara Simeoni, ex atleta e primatista di salto in alto. 6 invece le liste presentate da Flavio Tosi, dove tra i capilista si ritrovano Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, e candidato a Treviso Dino Boffo, ex direttore di Avvenire. Una lista presentata da Indipendenza Veneta del candidato Alessio Morosin, i primi peraltro a portare le firme in tribunale. Alle 8 del mattino sono stati i primi in tutto il Veneto, in tutte e 7 le province, a entrare e a consegnare le liste con le firme dei cittadini che sostengono le liste. Una lista anche per l'altro Veneto, ora possiamo, della candidata Laura di Lucia Coletti. Anche per il Movimento 5 Stelle che candida Jacopo Berti è stata presentata una lista, e una lista presentata da Forza Nuova ma appunto sotto giudizio. Liste tutte presentate nei tribunali delle 7 province, non è mancata però anche qualche sorpresa dell'ultima ora. In mattinata alcuni tribunali, seguendo una diversa interpretazione della norma, hanno chiesto in corso un'integrazione di documentazione, peraltro non obbligatoria. Per i partiti ma soprattutto i movimenti è stata una corsa contro il tempo. Ci hanno chiesto però un'integrazione, cioè di produrre quelle carte in cui si attesta che il certificatore era abilitato a certificare le firme. C'era il rischio che la lista potesse essere esclusa per questo motivo.